Buongiorno dal TG2. Per la prima volta dopo la pandemia i grandi del mondo si ritroveranno insieme domani in Cornovaglia per il G7. È il primo per il premier italiano Mario Draghi e per il presidente americano Joe Biden. Uno dei temi caldi trattati sarà proprio quello dell'origine del virus Covid-19. Vediamo allora i particolari con Fabrizio Frullani. L'appuntamento è significativo, i grandi del mondo tornano a riunirsi in presenza dopo la pandemia che ha devastato economie e società del pianeta. Al G7 in Cornovaglia la prima volta per tanti leader, Mario Draghi nelle vesti di premier, il presidente americano Joe Biden. I due finora si erano visti solo in videoconferenza. La lotta al Covid sarà centrale, i temi in agenda, dai vaccini all'economia, dalla transizione ecologica allo sviluppo sostenibile, ruoteranno attorno all'emergenza sanitaria. Filtra la possibilità che i leader del G7 chiedano all'OMS una nuova e trasparente indagine sulle origini del coronavirus, oltre all'impegno per la distribuzione di 1 miliardo di vaccini nel mondo nel prossimo anno. Il vertice nel Regno Unito servirà anche a mettere sul tavolo una prima ricognizione sulla crescita economica nel post-Covid, la fase della ripartenza. Prima della partenza da Roma per la Cornovaglia, Draghi presiederà questa sera il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare la nuova agenzia per la cybersicurezza nazionale. Intanto, in vista del vertice NATO di lunedì a Bruxelles, Draghi ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg. Intanto il presidente americano Joe Biden è già arrivato in Cornovaglia. Vediamo allora il servizio del corrispondente da Londra, Stefano Tura.